Vado subito anch'io al sodo, nel senso che ascoltando tutti gli interventi, e tutti hanno avuto sicuramente hanno posto delle questioni, insomma, hanno fatto percepire la loro l'ottica, insomma, attraverso la quale queste persone individuano il tema della serata, i rifiuti e anche la soluzione a questo tema, che io non chiamerei più problema, perché già questo ci pone secondo me su una cattiva strada. Non è stato detto, ma effettivamente ciò di cui stiamo parlando in realtà è nella stragrande maggioranza dei casi materia prima seconda. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi viviamo in un mondo e che da circa 40 anni, poco più, poco meno, abbiamo coniato un termine, che è il termine rifiuti, che le generazioni precedenti non conoscevano. Evidentemente qualcosa è cambiato, evidentemente la società si è modificata molto, evidentemente la produzione industriale e artigianale ha messo insieme elementi, questi elementi si sono tramutati in prodotti compiuti e quindi si è andato a vendere un prodotto composto da più elementi che la natura ci fornisce, ma che non sono per definizione infiniti, insomma. Quindi quando parliamo di materie come quelle che prima appunto evidenziava molto bene il dottor Contò e che andiamo finalmente ora, insomma, da qualche anno, particolarmente in questo territorio, bene a riutilizzare, a reinserire nei cicli produttivi. Parlo della plastica, parlo dell'alluminio, del vetro, parlo del ferro, dell'acciaio, insomma dei materiali della carta, del cartone, insomma di tutti quei materiali che reinseriamo, reimmettiamo grazie alla raccolta differenziata porta a porta spinta in un ciclo produttivo. Che cosa facciamo in questo caso? Facciamo una cosa saggia, e cioè quando noi andiamo ad acquistare un prodotto, qualsiasi prodotto, ne utilizziamo una parte, in qualche caso solo per la parte relativa ad alcuni ortaggi, ad alcune frutte, insomma la utilizziamo pressoché tutta, ma per tutto il resto, tutto quello che non utilizziamo lo gettiamo via. Ma il fatto di gettarlo via non dà valore diverso a ciò che abbiamo appena comprato, pagandolo profumatamente, avendolo importato e avendo fatto in genere, insomma, il nostro paese, se il prodotto è italiano. Voi sapete che noi siamo il secondo paese europeo per trasformazione, nel senso che la nostra peculiarità non è quella di essere un paese ricco nel sottosuolo appunto di materie prime e fonti fossili. Non ce li abbiamo purtroppo una completa necessità di acquisire tutto questo dall'esterno, dall'estero, appunto pagandolo profumatamente, e questo pesa anche sulla nostra bilancia di pagamenti con il resto dei paesi con cui commerciamo abitualmente. Quindi noi compriamo materie prime, la nostra intelligenza, la nostra creatività, la nostra storia millenaria produce quello che qualcuno dice appunto che noi sappiamo costruire prodotti belli all'ombra dei campanili, che il mondo ci invidia, no? Più o meno questa è come dire, la caratterizzazione dell'Italia dal punto di vista, diciamo, produttivo: belli, utili e naturalmente anche molto ingegnosi in molti casi. Ecco, però tutto questo alla fine, come dire, ci ha fatto perdere di vista il fatto che stiamo di fatto impoverendo, cioè depauperando una grande miniera che si chiama mondo e che semplicemente ci mette a disposizione queste materie prime. Questa è la ragione profonda, semplificando davvero al massimo stasera, per dire che quando si ragiona in termini di rifiuti, come si è fatto fino agli anni 2000, per almeno appunto un 40 anni buoni, si ragiona in modo distorto, cioè non ci si rende conto che noi sostanzialmente su questa terra siamo qui, ma non possiamo continuare a permetterci di fare come abbiamo fatto nel 2008, nel 2009, cioè avere una quantità di utilizzo delle risorse naturali superiore a quelle che la nostra generazione si può permettere, che il tempo che viviamo su questa terra si può permettere, perché questo produce appunto che lasciamo molto poco a chi verrà, e questo non è corretto, ed è la prima cosa. La seconda cosa è che, come dire, la politica di questo si è interessata relativamente poco, e dobbiamo dirlo, Paolo, che obiettivamente anche nella nostra realtà è stata una come dire, necessità di molte amministrazioni locali, insomma, che sono di solito composti più da amministratori che da politici, nel senso che sono più vicini al territorio
e hanno per loro natura l'esigenza di cercare di essere utili al territorio medesimo. Ecco che qui è partita questa necessità, questa volontà che ha messo in campo una buona operatività generale, talmente buona che l'abbiamo esportata in molti luoghi d'Italia. Siamo andati anche personalmente, insomma, attraverso il dottor Contò e con i tecnici dei nostri consorzi, siamo andati a spiegare come abbiamo fatto in moltissime parti d'Italia, e non sto parlando solo del centro e del sud, ma sto parlando soprattutto del nord. Ci siamo resi conto che i cittadini sono persone mediamente intelligenti alle quali, se si spiega molto bene come funziona il meccanismo, a un certo punto appunto accadono le cose che avete visto nei grafici, e cioè si rendono conto che non solo è conveniente dal punto di vista ambientale, quindi civile, insomma, e quindi anche sociale, ecco, che noi disperdiamo la minor quantità possibile di queste preziosissime fonti fossili, di queste altrettanto per noi preziosissime materie prime che non abbiamo, ma è addirittura avvantaggiosissimo, cioè è proprio molto vantaggioso dal punto di vista economico, perché naturalmente andiamo semplicemente a ridimensionare, a pagare in forma assolutamente ridotta, l'8,5% avete notato è in realtà il costo effettivo percentuale che in bolletta andiamo ad avere come cittadini virtuosi che hanno saputo scegliere, fare la cosa giusta, cioè mettersi a dividere ciò che hanno comprato appunto diviso, e quindi sistemando esattamente negli ambiti dovuti i beni che hanno comprato e che stanno rimettendo nel mercato delle materie prime seconde. Questa cosa è diventata conveniente, ha reso, come dire, in pochissimo tempo anche i cittadini dei centri urbani, ne parlava prima Paolo, e quindi in una città come la mia, insomma come Montebelluna, nel giro di davvero pochissimo tempo, per la precisione 25 giorni come sistema, diciamo come procedura di avvio, è stato tra il mese, me lo ricorderò sempre, tra maggio e giugno del 2003, me lo ricordo perché mi avevano preannunciato che quello sarebbe stato il mio carro funebre, nel senso che sicuramente mi avrebbero espulsa i miei cittadini per aver osato invertire d'emblée il sistema dei cassonetti nel sistema della raccolta porta a porta spinta, senza passaggi intermedi e senza filtri, e senza anche procedere con quella modalità territoriale per cui si inizia da una parte e poi si va avanti progressivamente, modalità che normalmente non procura effetti positivi. Ve lo dico perché di questo ne abbiamo parlato a lungo e in largo per l'Italia, e il ragionamento che ne è uscito finale è che se le cose si mettono a punto bene, in modo efficiente, chiaramente vuol dire lavorare non poco, soprattutto sulle criticità che ci sono sempre, perché i condomini sono una criticità evidentemente, ognuno di questi ha delle caratteristiche particolari, degli spazi che possono essere adeguati e, come dire, capaci di contenere contenitori di determinate dimensioni, altri che invece non ce li hanno, appartamenti che nel caso nostro arrivavano a 28 metri quadrati con 3 persone, 2 adulti e un bambino. Voi capite che tutto questo sono aspetti che vanno adeguatamente che vanno adeguatamente compresi per riuscire certamente a dare le risposte anche laddove la situazione pare molto critica. Però si è sicuramente proceduto, anche grazie all'esperienza che hanno fatto i comuni prima del mio e poi ai comuni che hanno attivato appunto questo modello che abbiamo un po' utilizzato tutti nel corso del tempo. Questa cosa ha obiettivamente messo in campo delle caratteristiche per cui si è riusciti a soddisfare mediamente anche le persone che certamente qualche problema ce l'avrebbero avuto viceversa. Insomma, se le cose si fanno in un certo modo, se soprattutto ci si mette, si è molto convinti del fatto di doverle fare, e se si parte con una ottima informazione che coinvolga le scuole, che metta di fronte le famiglie, le persone anziane, insomma di essere facilmente coinvolte, di risultare leggibile il sistema, se si attua per esempio un'informazione adeguata anche per gli immigrati, che ormai sono anche meno problematici di quanto non fossero 5 o 6 anni fa, dove la provenienza era maggiormente massiccia e anche spesso non conoscevano le nostre lingue. Insomma, ecco, se su tutto questo si considera, il risultato è sicuramente strabiliante.